Un viaggio magico attraverso la laguna di Caorle alla scoperta di un'antica città romana. Si parte da Caorle, immergendosi nella sua meravigliosa laguna, dove si scoprono le antiche abitazioni dei pescatori, i casoni. Sono costruzioni molto antiche, coperte completamente dalla canna palustre, usate ancora oggi come punto di riferimento di pescatori e cacciatori. Il viaggio prosegue poi verso le valli, dove è facile incontrare molti appassionati di pesca sportiva immersi nel silenzio che offre questo magico paesaggio. Continuando, si può vedere la casa in cui il grande scrittore americano Ernest Hemingway trascorse lunghi periodi con l'amico, il barone Raimondo Franchetti, durante le stagioni di caccia, descritte poi nelle pagine del suo romanzo, Di là dal fiume, tra gli alberi. Il viaggio continua risalendo il fiume Lemene in compagnia dei guardiani di queste valli e fiumi, i cigni, che qui hanno trovato il loro habitat ideale insieme a oche selvatiche, cormorani e aironi. L'arrivo a Concordia Sagittaria è segnalato dalla vista del campanile. Lo si scopre all'improvviso, dopo un'ultima curva del fiume Lemene. Il Lemene, fin dall'epoca romana, fu una via di collegamento fondamentale tra il porto Retinum di Caorle e la colonia romana Iulia Concordia. Una volta scesi, si rimane catturati dall'atmosfera antica che avvolge questa piccola città. Si possono vedere reperti archeologici di epoca romana lungo le strade del centro storico. A 2 passi dall'attracco della barca è possibile visitare i resti della chiesa Tricora Martyrium. L'immersione nella conoscenza della storia di Concordia si può continuare visitando la mostra permanente archeologica nel municipio, ricca di ceramiche e anfore rimaste intatte nel tempo. Un'associazione locale, la Risto Lemene, cui fanno parte ristoratori e albergatori locali, ti aspetta per offrirti un gustoso pranzo a base di piatti tradizionali tipici e ottimi vini locali, alla scoperta dell'antica Iulia Concordia sulle vie d'acqua. Un viaggio meraviglioso.